Nicola, eccoci devotamente raccolti dinanzi a te ad implorare la tua potente intercessione presso Dio, affinché nel ricordo del concilio di Bari che si tenne nella tua cripta sentiamo anche noi il male della divisione che esiste tra i cristiani e preghiamo per la ricostruzione dell'unità. A 9 anni dalla consacrazione del tuo altare, ecco che nella cripta si tenne un concilio a cui parteciparono il Papa Urbano II, il grande teologo e filosofo Sant'Anselmo di Aosta, vescovo di Canterbury, oltre che tanti vescovi sia latini che greci. La frattura fra le due chiese si era aggravata da qualche decennio e a causa di tanta incomprensione ed insensibilità era destinata ad aggravarsi ancora di più. Se quel concilio non ebbe gli effetti desiderati, non fu per la mancanza del tuo aiuto, ma per la durezza del cuore degli uomini. Nel corso dei secoli, nonostante lo scisma, i nostri fratelli ortodossi non hanno mai smesso di venire a Bari a venerarti. In te, taumaturgo universale, non si sono riflesse quelle divisioni che tanto hanno lacerato la Chiesa di Cristo. Oltre che simbolo di questa unità profonda, o Santo Padre Nicola, sii anche il protettore delle iniziative ecumeniche. Fa che l'ecumenismo cresca e si diffonda tra i cristiani, affinché tutti seguano il Cristo più coerenti con la fede che Egli ci ha trasmesso e che per tua intercessione tutti possiamo raggiungere l'unità e la salvezza del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Santo Padre Nicola. Affinché siamo fatti delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio
Dio che hai operato e continui ogni giorno ad operare miracoli per mezzo di San Nicola, tuo glorioso confessore e vescovo, fatene preghiamo che per i suoi meriti e la sua intercessione siamo liberati dalle pene dell'inferno e da ogni pericolo, per Cristo nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato perché tutti i tuoi discepoli fossero uniti perfettamente, come tu nel Padre e Padre in te. Fa che noi sentiamo con dolore il male delle nostre direzioni e che veramente possiamo pulire in noi e sradicare ogni sentimento di indifferenza, di diffidenza e di mutua astiosidà. Concedici la grazia di poter incontrare tutti in te, affinché dal nostro cuore e dalle nostre lacrime si elevi incessantemente la tua preghiera per l'unità cristiana, come tu la vuoi e con i mezzi che tu, in te che sei la carità perfetta, fa che noi troviamo la via che conduce all'unità, all'obbedienza al tuo amore e alla tua verità. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che ci concede di celebrare la memoria di San Nicola e fonda su di voi la sua benedizione. L'intercessione di San Nicola vi liberi dai mali presenti e la testimonianza della sua fede vi renda annunciatori del Vangelo. La carità del Santo Vescovo Nicola vi aiuti a vivere la comunione della Chiesa e ad operare per l'unità di tutti i cristiani. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia di Cristo risorto, andate